Alla scoperta della città giardino, sul bus ibrido e gratuito nasce Tourist Line, il nuovo servizio che porta a conoscere le bellezze di una Varese divisa tra arte e natura. Ogni domenica il bus è a disposizione di turisti, guide e cittadini per scoprire le bellezze della città. Oggi il viaggio inaugurale con il sindaco Davide Galimberti e l'assessore al turismo Fabrizio Lovato. Il servizio sarà attivo le domeniche e i festivi per tutto il periodo estivo, da domenica prossima fino al 26 settembre. Partenza alle 9.36 dalle stazioni, fermate a Villa Milius, Villa Panza, Ippodromo, Villa Teoplitz, Sacromonte, Palasport, Villa Baragiola, Villa Recalcati, Castello di Masnago, Giardini Estensi, Sala Veratti e ritorno. Il giro sarà ripetuto ogni ora con l'ultima corsa in partenza alle 17.30. Che va ad aggiungersi alle tante altre cose che sono state messe in campo per far lavorare ancora di più gli operatori del turismo.